Si è svolta oggi, giovedì 22 dicembre, alle ore 18, l'inaugurazione dell'illuminazione artistica del prospetto laterale della basilica, della cupola, della cattedrale e della chiesa abbadia di Sant'Agata. Presente il commissario straordinario di Catania, Federico Portoghese, che ha illustrato come l'intervento sia stato possibile attraverso l'impiego dei fondi legati alla tassa di soggiorno. L'autogestione e l'autofinanziamento, perché è importante che si possano sviluppare tante attività con le stesse risorse che ha introitato. Le parole di Daniele Di Bella, amministratore della Di Bella Costruzioni, che ha realizzato l'opera per conto di Enel. Tanto l'intervento di Enel su Catania vede noi come attuatori la Di Bella Costruzioni ed è un grande orgoglio per noi poter far rivivere la città, specialmente nelle ore notturne, e quindi dare questo percorso di luce per rivalutare tutti i monumenti della città. Il Duomo è uno dei primi, abbiamo già realizzato anche un intervento presso la Collegiata e via Crociferi, ce ne saranno tanti altri e questo vuole essere un inizio per dare un nuovo aspetto e una nuova immagine a tutta la città.